Ora vi parliamo di uno scultore non vedente di Bolzano e della sua caparbietà nel perseguire la vocazione artistica. L'amore per la famiglia e la fede religiosa sono all'origine della serenità e della sua forza d'animo. Floriana Gavazzi. Andrea Bianco sognava di fare l'artista già da ragazzo, ma la vita lo ha portato su altre strade. Il liceo scientifico a Bolzano, l'iscrizione alla facoltà di economia e commercio a Trento, un incidente stradale a 21 anni che lo priva della vista e lo obbliga ad interrompere gli studi. Poi il lavoro da impiegato, il matrimonio con Lara, il primo amore dell'adolescenza, e 4 figli da crescere. Il più grande ha 18 anni, la più piccola 8. Ma l'amore per l'arte è rimasto vivo dentro di lui e qualche anno fa è riemerso con prepotenza. Andrea ha cercato con caparbietà le strade che gli permettessero di dedicarsi alla scultura e di affinare uno stile personale. Ho cominciato a poter esercitare, mettere in pratica questa mia vocazione nel 2010, quando ho saputo che anche i non vedenti possono lavorare all'argilla. Ho fatto diversi corsi qua a Bolzano, un po' al centro ciechi, un po' in altri laboratori, però non mi ritenevo soddisfatto perché era un livello, sempre lo stesso livello, e quindi io volevo evolvere. Andrea è stato alla fine ammesso al prestigioso laboratorio di Pietrasanta in Toscana come primo non vedente. Qui ha imparato a lavorare l'argilla con cui crea i suoi bozzetti, poi ha imparato a lavorare il marmo a Carrara e a Lasa. L'ultima sfida, la scultura su legno.